economia. Soldi, 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 quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Viva i soldi! You can hide your covers and study your pain, like roses from a lover's road, roses in the rain. We used to sing and pray to me for a savior to rise from this street. Well, now how do you hear that it's time to sleep? All the redemption, I can offer girl who's bleeding still, with a chance to make a girl so good. Yeah, what else can we do now? Except roll down the window and let the wind roll back your hair. Well, the night was to open these two ways will take us anywhere. We got a lawless chance to make a real trade is wings on the soul. I've been back, haven't waited out on the track. Ora in onda, Pop Economia Rumore. Alessandra, a te la linea. In regia, e che per chi l'avesse ascoltata chiaramente, spero di sì per voi, oggi abbiamo aperto con Thunder Road, uno dei pezzi storici più importanti dal tono epico del grandissimo Bruce Springsteen, amatissimo cantautore, artista americano e anima rock, neanche a dirlo. Il brano è interpretato dagli Astrid Lounge, una band fantastica, talentuosi amici appassionati e che hanno in comune il folle amore per The Boss. E si sente, e come si sente, cari amiche e amici di Radio Libertà, martedì 4 febbraio, l'America, tanto per citare il titolo di un'altra canzone famosissima, quella della nostra regina del no, del rock, Gianna Nannini. E dove potete ascoltarci? Naturalmente su Radio Libertà, voce Radio DAB, voce Radio Libertà, sul 252 in TV del digitale terrestre e poi su tutti i social, YouTube, pagina Facebook, insomma sul device che volete. E sì, dicevo, si sente l'America perché Donald Trump, fa impazzire l'Europa, fa tremare l'Europa con i dazi. Dice l'Europa ci ha trattato malissimo, sicuramente metteremo i dazi. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, preoccupato, dice la UE, sempre lei, dia gli strumenti per tutelare la nostra industria, lo abbiamo detto tante volte in questa trasmissione, che va molto male, le auto in lusso sono in affanno. E poi ancora Elon Musk che cosa fa in questo momento? Indovinate un po'? Punta dritto verso l'Europa, da MAGA, Make America Great Again, a Mega, Make Europe Great Again. E che cosa c'è dietro? I nostri ospiti sono il grandissimo giornalista economico della Verità e Panorama, Nino Sunzeri. Nino, mettiti un po' su, altrimenti non vediamo il tuo volto. Ben ritrovato, Nino. Ciao Alessandra.
Grazie dell'invito. Spero che mi sentiate. Bene, forte e chiaro. E poi ho il grande piacere di avere di ritorno oggi di Buddy Fox, grande esperto di borsa e mercati, Panino e Listino, una rubrica davvero appassionante dove lui riesce a dire delle cose complesse in un linguaggio semplice e molto particolare. Vedetela. Ciao Buddy, come stai? Troppo gentile, buonasera a tutti. E allora, sempre la verità, nient'altro che la verità, qui si dice, puntata rock, mazza hip hop, Nino Sunzeri. Io vado dritto dritto al punto. Oggi il manifesto titola così, libero mercante. È un libero mercante Donald Trump? E poi, ho detto alcune cose all'inizio, chi ha paura veramente, realmente dei dazi? Seconda cosa, ci voleva Elon Musk, ci voleva il debordante Trump per svegliare l'Europa che fino adesso ha dormito e ora vediamo perché ci sono tante reazioni europee, prima di tutti, poi voglio vedere con Buddy quella di Madame Lagarde. Nino. Ma quello che sta facendo Trump è quello che aveva promesso in campagna elettorale, e già questo, devo dire, è in qualche maniera una novità, perché poi in genere una cosa sono le promesse in campagna elettorale e poi quello che succede veramente quando arrivi alla Casa Bianca, comunque nella stanza del potere. Lui sta portando alla esasperazione la dottrina dell'isolazionismo americano, statunitense. Noi siamo i più bravi, siamo i più forti, siamo i più potenti, non abbiamo bisogno di nessuno, e il mondo deve stare alle nostre condizioni, ed è quello che come dire, l'isolazionismo americano dell'Ottocento e della prima parte del Novecento era la stessa cosa. Noi non abbiamo bisogno di nessuno. Gli altri, se ci vogliono, o ci stanno alle nostre condizioni, oppure noi possiamo anche farne a meno, ma li puniamo, perché comunque c'è questa visione imperiale. Una volta questo paradigma sarebbe stato declinato con le cannoniere. Adesso le cannoniere non sono più quelle con le bombe, ma sono i dazi. E quindi lui sta facendo esattamente questo. Dopodiché devo dire, ci riesce o non ci riesce, lo vediamo. Per il momento sicuramente la reazione di Messico e Canada gli stanno dando ragione. C'è stata una stretta su Messico e Canada, no? Perché comunque alla fine si sono adeguati, come dici tu, Nino, gli dà ragione. Ma c'è la Cina che risponde a Trump e alza del 15% sul carbone, per esempio, e del 10% sul greggio. Ecco, con la Cina come la mettiamo? Perché la grande paura è per la Cina, no? Sì, ma infatti il confronto, cioè il finale di partita di questo qui è il confronto con la Cina, e quindi fuori tutti gli altri, compresa l'Europa. La Russia si è già messa fuori gioco da sola con l'Ucraina, e quindi la partita vera, la partita finale è con la Cina sul predominio dei traffici e dell'economia mondiale. Sembra che sia questo qua come dire, cioè quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. E anche a rispondere, no? In un certo modo, a giocare e a rispondere. Sì, a giocare e a rispondere, e ora vediamo che tutto questo qua sia un vantaggio per l'economia mondiale, lo vedremo. Sicuramente lo è, appunto, qua torniamo
al discorso dell'isolazionismo che dicevo all'inizio, sicuramente lo è per l'economia americana, cioè la Trump Trade sta dominando su tutti i mercati del mondo. Ora il grande Badi ci racconterà del dollaro, però è così, cioè in questo momento c'è un solo mercato, Wall Street, una sola valuta che è il dollaro, e una sola obbligazione che è il Treasury americano, forse con qualche piccola rivalità con il nostro BTP, e tutto il resto sono fuori dalla partita. Dalla partita. Buddy, il dollaro sale, vedi un po', forse Trump lo ha fatto appositamente, no? E le cripto vanno giù, anche la sua cripto, quella che si è fatto lui con la sua lady, la first lady. E perché tutto questo? Che cosa c'è dietro? Secondo punto, Elon Musk, che si mette di mezzo pesantemente e si dirige verso l'Europa per gli interessi europei. Cominciamo dalle borse, dai mercati che vanno giù mentre il dollaro sale. Perché? Allora, farei un velocissimo passo indietro, che è una frase che disse un analista che sicuramente Nino conosce, che è Massimo Fortuzzi, uno storico di Piazza Affari, che disse un'intervista negli anni 90, disse che la caduta del muro di Berlino era paragonabile a un dividendo per le borse, un dividendo della pace. Cosa voleva dire questa metafora? Voleva dire che un dividendo quando lo dà una società dà un dividendo quando fa utili, quindi quando va bene. Quindi il dividendo della pace, la caduta del muro, era questa globalizzazione che stava cominciando e che stava dando all'economia, a tutti i paesi dell'economia, una possibilità di ricchezza. Poi nel 2001 la Cina è entrata ufficialmente nel commercio internazionale, però dal 2001 in poi le cose sono un po' cambiate nell'economia, perché il dollaro, che era forte negli anni 90, e si poteva usare quella frase che usò il segretario del tesoro Connally, dicendo: il dollaro è la nostra valuta, ma è il vostro problema, quindi noi americani lo utilizziamo come vogliamo. Voglio ricordare che negli anni 2000 il dollaro si svalutò tantissimo contro l'euro, perché arrivò addirittura a 1,60, ma dal 2001 in poi l'oro incominciò a crescere, e dal 2008 con la crisi finanziaria sappiamo cosa è successo, perché è nato il Bitcoin. Quindi cosa voglio dire con questo? Vorrei fare un'analisi diversa sul fenomeno Trump, che va al di là del pregiudizio. Trump dice una cosa e deve essere per forza sbagliata. Trump ha fatto il giuramento e sono passate solo 2 settimane, e in queste 2 settimane sono successe tantissime cose, ma la prima di tutte è stata questo suo, che hai citato, meme coin, il Trump, che non è una criptovaluta. Il meme coin è una specie di marchio, che ne so, Trump va a fare i comizi e vende le sue magliette, i suoi capellini. Ecco, il meme coin sono come i capellini, il merchandising usato nel virtuale. Quindi dal mio punto di vista, noi parliamo di dazi, parliamo di economia, stiamo facendo un'analisi che dal mio punto di vista è vecchia, perché stiamo cambiando l'economia. E se faccio fare una riflessione anche a chi ci ascolta, se noi pensiamo quanto vale un Bitcoin? Un Bitcoin vale 100.000, ma 100.000 cosa? 100.000 dollari. Quindi vuol dire che per comprare un Bitcoin ci vogliono 100.000 dollari. Noi ci spaventiamo quando il dollaro euro, l'euro dollaro passa da 1 a 1,20, cioè 20 centesimi ci cambiano il mondo. Qui noi dobbiamo pensare che il Bitcoin sta schiacciando il dollaro, quindi il futuro non sono i problemi dei dazi, ma sono le guerre tecnologiche, che sono quelle che sono state inaugurate con Stargate, perché nasce il progetto Stargate, dove ci sono tutto il gotha della Silicon Valley, tranne Musk, e subito dopo la Cina mette sul mercato DeepSeek. Quindi hai sentito, Basi, la reazione di
della Madame Lagarde BCE, la Presidente? La reazione della Madame Lagarde, mi dispiace andarle sempre contro, ma dal mio punto di vista è sempre indietro con il mercato, perché lei inizialmente e io propongo sempre la provocazione: perché non mettiamo un algoritmo al posto del governatore della banca centrale? Perché lei ogni volta dice le stesse cose, ogni volta non promette nuovi tagli e poi fa nuovi tagli, ogni volta dice non abbiamo un percorso predefinito e fa tutte le volte la stessa cosa. E io ritorno su quello che dicevo l'anno scorso: sta facendo un errore perché sta sottovalutando l'inflazione. Quindi dal mio punto di vista 3 anni fa non aveva visto l'inflazione, aveva detto che era temporanea, poi si è accorta che c'era, è stata costretta ad aumentare i tassi, adesso sta tagliando i tassi dicendo che però non è sicura che la prossima volta lo farà, e poi lo fa, e poi userà la scusa che è colpa di Trump perché ha messo i dazi e è tornata l'inflazione, e molto probabilmente dovrà bloccare i tagli. Ecco, se avrete sentito questa mia tossetta, voglio dirvi questo: alle 16:45 non perdete, dopo, subito nel blocco di rumore, ci sarà con noi il professor Nicola Pretosillo, infettivologo del Campus Biomedico di Roma, per darci consigli sull'influenza. Siamo nella morsa dell'influenza, io ne sono stata vittima e ancora sono, diciamo così, in ripresa, e un'influenza che sta stringendo, colpendo anche moltissimo la Lombardia. Nino, dice Baddi, l'inflazione non ha tenuto conto Madame Lagarde dell'inflazione. Effettivamente c'è un ritorno, seppur minimo, dell'inflazione. Tu dicevi la volta scorsa, l'inflazione comunque sia non è più un problema, i problemi sono altri, forse quello di una produzione industriale che cala sempre di più. L'ho detto in apertura, i settori del lusso sono molto colpiti, il settore dell'automotive, e con te ne abbiamo esaminato capitolo per capitolo in questa trasmissione, dalla crisi Stellantis in poi. Che dici? No, allora, un effetto indiretto dei dazi saranno, se vengono applicati, perché poi il discorso è questo: se vengono applicati, se vengono applicati è chiaro che l'inflazione torna a salire, perché significa riportare indietro lavorazioni, e quindi con i costi di produzione che ci sono negli Stati Uniti, che certamente non sono quelli cinesi o vietnamiti. Quindi i dazi, se funzionano, sicuramente diventano un elemento per ravvivare l'inflazione. La mia tesi è che i dazi sono soltanto minacciati, ma non verranno applicati. Cioè sono, appunto, come dicevo prima, le cannonate che un tempo venivano usate per, come dire, rendere chiaro a tutti chi comandava. Le cannonate, le cannoniere inglesi per la guerra dell'oppio, o le cannoniere americane che aprono il mercato del Giappone. Cioè le cannonate venivano utilizzate per aprire i mercati, non per chiuderli, e i dazi, immagino, faranno esattamente la stessa cosa, cioè servono ad aprire i mercati, non a chiuderli, ma li aprono ovviamente stabilendo la gerarchia di chi comanda e di chi sta sotto. Chi comanda è sempre quello che ha in mano il cannone, e chi sta sotto e perde chi sta sotto. Per dirla, insomma, in la maniera più semplice del mondo, i dazi al Messico sono serviti per bloccare l'emigrazione clandestina e bloccare la esportazione di fentanyl. I dazi minacciati contro l'Europa spingeranno l'Europa a comprare
più armi e quindi sicuramente più armi americane, più aerei, più sistemi d'arma americani e comprare più petrolio e gas, cioè i dazi servono a questo, non servono a chiudere, almeno in questa fase non servono a chiudere mercati, ma aprirli fissando la gerarchia di chi comanda e di chi sta sotto. Per cui l'inflazione probabilmente avrà un qualche momentaneo effetto di ripresa, ma io continuo a pensare che sia ormai un problema alle nostre spalle. I problemi di domani, come diceva Buddy, sono appunto la tecnologia, lo sviluppo, la crescita, e purtroppo in questo momento tutto questo gira verso gli Stati Uniti. Anche DeepSeek che Buddy citava, in realtà poi si è scoperto che probabilmente è soltanto un clone di ChatGPT o di OpenAI, perché utilizza le stesse componenti che vengono comprate a Singapore, perché Nvidia non può vendere i suoi superprocessori ai cinesi. Insomma, resto sempre dell'idea, magari mi sbaglio, che tutta questa capacità di frontiera dei cinesi io non la vedo, anche perché ho sempre un'idea in testa: un dirigente di partito non potrà mai essere più intelligente del mercato, cioè mentre il mercato sceglie dove andare, dove indirizzare le risorse perché sono quelle più efficienti, e quindi indirizza il capitale dove maggiore è il rendimento. Un funzionario di partito cinese, ma come potrà mai avere in testa un'idea di sto genere? Farà quello che fanno, copiano, vedono quello che fanno gli americani e glielo copiano, poi glielo copiano con i loro sistemi a prezzi più bassi, ma io non ho visto finora una sola innovazione che sia arrivata dalla Cina. Ho visto soltanto giganteschi copiature, giganteschi cloni. Anche l'auto elettrica, sì, certo, l'auto elettrica adesso è una prerogativa, ma mica l'hanno inventata in Cina l'auto elettrica. E lo stesso vale per tutto il resto. E su questo punto mi fermerei come punto di riflessione, Nino: solo copiature, solo scopiazzature, solo cloni. Buddy, che ne pensi? Noi che siamo bravi rimaniamo indietro con i mercati giù. Su questo che dici e andiamo verso le conclusioni, vai. Ma molto probabilmente potrebbe andare come ha detto Nino sul tema dazi, anche perché forse abbiamo dimenticato il Trump 1, cioè come era andato la presidenza Trump 1. E ricordo come era andata, ce lo vuoi ricordare? Sì, ricordo il precedente del 2018, quando Trump fece uno dei suoi deal, cioè queste trattative, come sta facendo adesso inizialmente nel suo modo brusco, le fece però a livello di tassi di interesse con Powell, quando disse quella famosa frase: magari avessi Mario Draghi alla Fed. Non maga, non maga, magari. Esatto, non era ancora maga. Disse magari avessi Mario Draghi alla Fed, e aveva Powell che lui stesso aveva nominato. Però cosa voleva fare Powell? Che sta puntando i piedi come tenta di fare adesso che a fine mandato, voleva alzare i tassi, mentre Trump voleva che non alzasse i tassi. Abbiamo avuto un anno di borse negative perché alla fine Powell ha voluto, come si dice, sbattere la testa, nel senso
dimostrare che lui è indipendente e alzare i tassi una volta, le borse sono scese addirittura anche a Natale nel 2018, poi nel 2019 sono ripartite. Quindi se va come dice Nino, e abbiamo fiducia in Nino, i ribassi successivi, futuri, sono da comprare. Però dal mio punto di vista, oltre ai dazi, il tema è la tecnologia, perché quei 5-4 sì, che erano presenti durante il giuramento, il discorso di insediamento di Trump, che sorridevano, festeggiavano al suo discorso, non sapevano che Trump avrebbe minacciato i dazi, certo che lo sapevano, e gli hanno dato i fondi e hanno puntato su di lui per l'autodistruzione o per lo sviluppo. Quindi è la domanda. Nino, prego. È tecnologia americana e non è tecnologia americana, non è tecnologia cinese. Sì. Cioè io non ho visto, non ho ancora visto, ne sento tanto un'innovazione che sia vera dalla Cina, vero? Un prodotto nuovo che sia cinese. Non hai mai visto questo? Che arrivi dalla Cina, cioè Nvidia americana, OpenAI americana, l'intelligenza artificiale americana, Netflix è americano, Amazon è americano, cioè poi loro si inventano Alibaba, ma se lo inventano dopo. Cioè, Nino, ascolta, abbiamo meno di un minuto, vorrei chiudere con una tua battuta finale. Ursula von der Leyen ha evocato più volte in questi giorni la competitività, ti ricordi sicuramente il rapporto Draghi sulla competitività. Questa scossa, questo ciclone Trump può far sì che l'Europa davvero si svegli e diventi più, tra virgolette, aggressiva, competitiva in questo caso, sì o no? Ma nelle condizioni date non la vedo così facile. No. Allora, l'Europa è sempre cresciuta di crisi in crisi, cioè dalla prima guerra mondiale, tutta volta che c'è una crisi, l'Europa fa un passo avanti. Posso solo sperare che succeda anche stavolta, ma al momento non ne ho evidenze. Bene, non so se bene o male, vedremo un po' mega che cosa significherà. Io vi saluto, vi ringrazio, Buddy, grazie, a presto, monitoriamo sempre i mercati perché sono connessi alla pop economia e all'economia reale, tu ce lo insegni sempre, grazie, e Nino Sonzeri, grazie, un abbraccio, a presto. Abbraccio a te, tanto alla prossima, ciao a tutti. Ciao, Fabio, a presto, rimanete con noi, Rumori, ascoltate questo brano che ora Sveva ci mette su, grazie. The promised land. Oh, thunder road, thunder road. Right out there, just like a killer inside. Yeah, I know this land we can make it if we ride. Oh, thunder road, sit tight, take on thunder road. Work on this guitar and I'll learn how to make it tall. Climbing back, if you're ready to take all you want. From your front porch to my frozen seat. You know it's over, my white hair free. And I know you're lonely, for the words that ain't spoken. Tonight we'll be free, on the promises we'll be broken. Close in the eyes of all the voices sent away. They hold these dusty big shrub in the skeletal frames, burn on Sunday. They're screaming them down in the street. New graduation gold dust, the rocks at their feet. Ready to long cool before dawn. Your angels rolling on. And when you get to the point, they're on all the way. So Mary Climb me. It's a time for losers. I'm pulling out the lead to yeah.
Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Da oggi la tua radio È ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. la tua radio. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Va ora in onda Rumore. Mi è sembrato di sentire un rumore. Ora in onda Rumore. A te la linea, Alessandra. Grazie Sveva. E allora, bella radio, bella gente, bella musica. Siamo stati in compagnia prima della sigla Rumore, ore 16:30, sempre degli E Street Lounge, la band che interpreta Bruce Springsteen. E adesso eccolo qui collegato, lo vedo, Fabrizio Santori, consigliere comunale di Roma, capogruppo della Lega. Ben ritrovato Fabrizio. Ben trovati a voi e tutti i radioascoltatori, è sempre un piacere, grazie. Grazie a te, a un mese dal giubileo, e proviamo a tracciare un bilancio. 1 milione di pellegrini, leggo qui, sulla Porta Santa, a visitare la Porta Santa, ma anche a visitare la capitale, Caput Mundi, Roma, che è sempre splendida, ma sempre tormentata di problemi che sono sempre poi gli stessi, si sono acuiti, sicuramente, nessuno, sfido chiunque a dire il contrario, con l'arrivo di questi turisti, con l'arrivo dei pellegrini, perché Roma è un cantiere aperto sempre, sempre di più. E poi soprattutto c'è il problema della sicurezza e del degrado. Molte volte qui l'abbiamo trattato, io ci torno sempre sopra, perché anche Milano ha questo problema. Milano anche ha un problema di degrado e di mancata sicurezza. A Roma ieri un 16enne, me lo potrai confermare, abbiamo visto tutte le agenzie qui, è stato accoltellato davanti alla stazione Termine. Dicono volevano rapinarlo e poi invece è finita come è finita. Il collega giornalista Luca Telese giorni fa è andato in Piazza Pepe, Rione Esquilino, e ha filmato un momento di spaccio di droga. L'ho poi portato l'associazione che si sta occupando di riabilitare, insomma sta promuovendo delle iniziative per riabilitare questo importante rione Esquilino famoso. Poi è successo un po' un parapiglia con Arzetta, l'ex consigliere comunale detto Tarzan, insomma qualcosa di colore che però poi è finito, mi pare, a tappeto, Luca Telese, insomma qualcosa di questo è successo, non ero presente, non posso dirlo, però ecco, questo denota il clima di Roma in questo momento, che è un clima un po' avvelenato sempre sulla sicurezza e sul degrado. Come stanno le cose, Fabrizio? Bilancio, giubileo e problema degrado di Roma. Vai. Sul giubileo, cosa dire? I pellegrini stanno arrivando, quindi ancora siamo in un mese un po' spento per la città di Roma, a prescindere da sempre. Però sta di fatto che comunque la città vive il momento del giubileo, un evento internazionale che era conosciuto a tutti, quindi non è che diciamo, improvvisamente è arrivato questo grande evento sulla città di Roma. Quindi la programmazione è stata pessima, fermo restando che quelle poche cose che sono state fatte, tipo Piazza Pia, sono state fatte davvero bene, perché è l'unica vera grande opera che diciamo, cambierà un po' il volto di un piccolo quadrante, quindi ora va meglio in Prati, va meglio in quell'area diciamo, vicina al Vaticano. È una piazza stupenda, però è una delle 204 opere essenziali e indifferibili che erano state calcolate appunto dal governo e dall'amministrazione comunale, ma soprattutto dal sindaco Gualtieri, che è il commissario straordinario per il Giubileo, che non ha rispettato il cronoprogramma. Ma questo non lo dice Fabrizio Santori, cioè ci sono state insomma delle violente azioni anche dei commercianti, dei cittadini,
dei tassisti, che hanno chiesto all'amministrazione di accelerare sul cronoprogramma dei lavori. Questo cronoprogramma praticamente ha fallito su diversi fronti. L'11% delle risorse impiegate, 30 opere, o meglio piccole opere più le grandi opere, di quelle 204 che sono state completate, quindi le altre verranno completate nell'arco del 2025 forse. Quindi io vedo un po' una città spenta anche sui cantieri, dove non c'è nessuno che ci lavora. Cioè non è perché è passato il giubileo, non bisogna rispettare i tempi, soprattutto vista la figuraccia internazionale che si è fatta, perché ad oggi vediamo cartelli in giro di lavori sul giubileo, ma il giubileo è già iniziato, quindi insomma... Fabrizio, ti interrompo un attimo per chiederti, ha fatto molto rumore una pronuncia della Corte d'Appello, puoi dirci meglio che cosa è successo? In titoli di giornali riempiti da questo. Una delibera appunto della Corte dei Conti, come dicevi, di fine dicembre, parla chiarissimo, cioè è un attacco alla non gestione da parte del commissario straordinario, perché il sindaco di Roma è stato nominato commissario straordinario per il giubileo. Di solito si fa così per dare più poteri all'amministrazione e al sindaco di intervento. Questi poteri non sono stati esercitati secondo la delibera della Corte dei Conti. Ripeto, non lo dice Fabrizio Santori, non lo dice la Lega, ma lo dice la Corte dei Conti, che ha mazzolato in maniera pesante sia sul rispetto del cronoprogramma, perché il commissario straordinario aveva dei poteri di intervento e questi poteri non sono stati esercitati. Per dire, non riuscite a farlo voi come stazione appaltante, cioè il Dipartimento dei Lavori Pubblici del Comune? Bene, ve lo tolgo e lo faccio fare a un altro ente. Questo è il potere che poteva essere esercitato se il cronoprogramma non veniva rispettato. Quindi, da un lato, la Corte dei Conti dice tot lavori non sono stati fatti, sono stati rinviati, non è stato rispettato il cronoprogramma, non sono stati investiti soldi. Dall'altra dice poteva intervenire il commissario e non l'ha fatto. Quindi dà delle raccomandazioni al sindaco per il prossimo anno. Quindi una storia abbastanza pesante che non ha avuto, diciamo, quel riflesso e quel rumore giusto sulla città. Ecco, i riflessi, diciamo, turistici si stanno vedendo almeno nei negozi del centro? Il gennaio di solito è un mese particolarmente spento, diciamo, per il turismo. Si vede qualcosa in giro, ma non tantissimo, perché chiaramente l'Expo c'è stato nel periodo natalizio, nel giorno dell'apertura della Porta Santa, nel periodo delle festività natalizie. Adesso secondo me riprenderà un po' a metà febbraio e fine febbraio tutto il percorso, diciamo, di arrivo da parte degli studenti, dei turisti sulla città di Roma. Quindi perché molto anche Roma soffre anche molto al centro questa situazione del commercio, no? Dell'artigianato, cioè dei piccoli negozi che comunque già da molto tempo stanno chiudendo, hanno chiuso quei negozi tipici, anche perché arrivarci in centro è difficile e quindi è chiaro che diventa tutto anche più difficile per andare a comprare, a visitare, a prendere qualcosa di turistico. Sì, noi abbiamo presentato delle proposte in Assemblea Capitolina per la tutela dei negozi storici. Mi sentite? Sì, sì, benissimo, ti sentiamo benissimo, vai. Benissimo, ok. Quindi benissimo. Questa è proprio nell'ottica di superare le difficoltà di cui stavi parlando, Alessandra, cioè del fatto che i negozi storici devono pagare un affitto altissimo, pagare delle tasse importanti, e non hanno armi di fronte alle grandi multinazionali che continuano a spadroneggiare soprattutto nei centri storici delle grandi città, quindi pagando degli affitti importanti, perché il vero tema è questo. Se c'è invece la proprietà dell'immobile, chiaramente va gestito in un certo modo per ottenere degli introiti che permettano, diciamo, alla famiglia di poter vivere rispetto a quell'attività che di solito, diciamo, essendo storica, dovrebbe essere anche aiutata in qualche modo dall'amministrazione. Quindi tutto questo sta desertificando il centro storico, tanti residenti se ne vanno, ci sono solo turisti, quindi se uno riesce a offrire un servizio o dei prodotti al turista rimane in piedi, altrimenti se il tema è poi trasferirlo sui residenti diventa difficile, perché i centri storici, ripeto, stanno avendo delle enormi difficoltà per il caos, perché comunque gli affitti sono aumentati in maniera importante, il costo della vita è aumentato, quindi tutte queste sono azioni che dovrebbero interessare l'amministrazione comunale per porre dei rimedi e dei cuscinetti di presenza per rendere i centri storici
vissuti direttamente da chi è il cittadino di quel centro storico. Purtroppo questo è il vero problema della città di Roma in alcuni quadranti. Certo, anche perché poi il traino, il motore è sempre quello economico, no? Quindi quello dell'artigianato, del commercio, che poi è quello, la vetrina anche della città, e chi è in sofferenza sono sempre loro, i commercianti e le attività commerciali. E allora io ringrazio l'onorevole Fabrizio Santori, capogruppo della Lega in Campidoglio, e ci riaggiorniamo a presto, Fabrizio, perché i problemi di Roma sono anche i problemi nazionali, no? Grazie, un saluto a tutti, è stato un piacere. Grazie Alessandra. A presto. Radio Libertà. Arrivederci, grazie. E allora, avete sentito quella mia tossetta del primo blocco? Mi sono dovuta fermare un attimo, e già perché siamo nella morsa dell'influenza. L'abbiamo trattato questo tema anche in qualche puntata fa. Nella morsa dell'influenza l'Italia è stretta. Ci sono delle regioni molto colpite, l'Umbria per esempio, ma una delle più proprio colpite è la Lombardia. E allora ho il piacere di ritrovare in diretta e in video anche il professor Nicola Petrosillo, infettivologo del campus biomedico di Roma. Professore, ben ritrovato. Buon pomeriggio a tutti. Eccoci, professore, dalla sua voce squillante sento che lei non ha alcun problema, no? Di voce. È stato colpito anche lei dall'influenza quest'anno? Ci racconti un po', perché le esperienze personali dei professori vanno anche un po', diciamo, ad umanizzare quello che è il clima del quale noi siamo tutti spaventati, no? Sì, guardi, io credo di essere stato colpito dall'influenza, ma in una forma molto lieve, perché io mi sono vaccinato in tempo, ho fatto il vaccino anti-influenzale e anche l'anti-Covid, perché nell'ospedale c'era l'offerta per entrambi e mi sono sentito in dovere di farlo. E la vaccinazione anti-influenzale è una vaccinazione che non protegge al 100% contro l'influenza. L'efficacia è intorno al 60% per quanto riguarda la prevenzione completa dell'infezione. Però in coloro i quali fanno l'influenza dà una forma molto più attenuata e riduce moltissimo, per esempio, le persone che si recano al pronto soccorso, che vanno, poi vanno a finire in terapia intensiva alcuni. Un'influenza, professore, che sta sfociando in polmonite in molti casi, no? In Italia in questo momento. Per esempio, dicevo la Lombardia, perché c'è stato un boom di contagi registrato in Lombardia da un report anche dell'Istituto Superiore di Sanità, e nel Comasco, per esempio, nel comune di Bulgaro Grasso, il sindaco addirittura ha fatto un appello: non uscite di casa, soprattutto anche ai più fragili. Ora noi, come prevenire? Lei ce l'ha detto, per chi non ha prevenuto, pazienza, perché il vaccino non l'ha fatto, però ci sono i fragili, ma ci sono anche le persone, diciamo, ancora giovani, no? Che sono in difficoltà e quindi hanno le polmoniti. Come curarsi in questa fase? Gli antibiotici sì, gli antibiotici no. Ecco, che fare e soprattutto come rispondere a questa tosse che è pervicace? Allora, diciamo subito che l'influenza è causata da un virus, il virus influenzale, e notoriamente i virus non rispondono agli antibiotici. Gli antibiotici agiscono nei confronti dei batteri perché colpiscono le strutture dei batteri e non quelle dei virus. Quindi quando uno ha l'influenza, se ha solo l'infezione da virus influenzale, l'antibiotico non solo non serve a niente, ha anche una pericolosità perché può indurre allergie, dismicrobismo intestinale, diarrea, e può anche dare a lungo termine delle resistenze agli antibiotici stessi. Detto questo, però, noi consideriamo che un'influenza inizia c'è la febbre per i primi 3 giorni, poi la febbre decresce, si hanno dolori articolari, tosse, e dura fino a una settimana. Quando però dura di più bisogna stare attenti, perché se la tosse dura di più, se la febbre dura di più, ci potrebbe essere una sovrainfezione batterica nel polmone in genere, sulla infezione virale. Quindi il polmone magari si è fatto una polmonite, a questo punto una polmonite batterica. E questo però è una decisione che deve prendere il medico di medicina generale, e il medico di medicina generale deve fare questa considerazione, perché in questo caso è indicato l'uso degli antibiotici. Nella polmonite batterica, allora, è indicato l'uso degli antibiotici. Ecco. E poi ancora, professore, c'è sempre lo spettro, l'avevamo detto anche con lei l'altra volta, dell'influenza aviaria, sempre madenusa. Questa è stata un po' una puntata tutta a stelle e strisce, diciamo il male viene da lì. E c'è stato un focolaio, mi sembra, in Italia, vediamo un po', a Chivasso, leggo qui, focolaio di aviaria, allevamento di polli. Dobbiamo preoccuparci?
Ce ne sono stati vari di focolai di H5, perché qui parliamo di un virus che è diverso dagli altri virus, è un virus influenzale, però ha una struttura diversa, una parte che si chiama H5, l'emaglutinina. Il virus che noi oggi abbiamo largamente in circolazione è l'H1N1, quindi è H1, emaglutinina 1, che non è l'emaglutinina 5. Sono diverse le strutture. Allora, questo che significa? Significa che noi non abbiamo, gli uomini, gli esseri umani non hanno ancora conosciuto questa infezione. Questa infezione si trasmette soprattutto fra i polli, ci sono state varie epidemie in Italia, non solo quella. La paura di noi tutti dopo la pandemia, l'abbiamo detto, è che ci contagiamo, possiamo contagiare, no? Questa è la nostra paura. Questo è un virus, i virus influenzali tentano di uscire fuori dagli animali, gli uccelli, altri animali, ed entrare nei mammiferi. Già sono entrati nei mammiferi, sono entrati per esempio negli Stati Uniti nei bovini, è stato trovato nel latte, ci sono stati anche dei casi umani in persone che lavoravano con questi animali e con il latte. Nel nostro paese non abbiamo ancora nessun caso di H5. Nei dati dell'Istituto Superiore di Sanità infatti compare molto chiaramente che sono tutte H1N1 e qualche altro virus influenzale, ma H5 non c'è. Però il problema è che potrebbe essere, il problema dell'aviaria non è che se ci sarà una epidemia di aviaria, ma quando ci sarà, perché questi virus vogliono entrare nell'uomo, perché l'uomo è molto vicino agli animali e quindi i virus passano. Ora, il passaggio da uomo a uomo non è ancora stato dimostrato. Questo virus non è ancora in grado di passare da uomo a uomo. Quando passa da uomo a uomo c'è il cosiddetto salto di specie e lì insorge l'epidemia, come è successo per il Covid. Questo passaggio avviene nel momento in cui il virus si modifica in una maniera molto più importante, cioè riesce ad aggredire le cellule delle prime vie respiratorie, non soltanto il polmone, ed è una cosa abbastanza complessa, ma il virus riesce a farlo perché dal punto di vista evoluzionistico questa è la natura del virus. Quindi noi dobbiamo preoccuparci soprattutto di fare una buona sorveglianza, andare a intercettare molto precocemente se si verificano casi di questo genere, essere pronti perché il vaccino è come il vaccino del virus influenzale, si può fare in 3 mesi, e avere la possibilità di accedere a questi vaccini, perché una volta che c'è il vaccino il problema non sussiste più, avere una preparazione degli ospedali anche in questo caso, perché ci potrebbe essere un'esplosione di casi e quindi poi potrebbe succedere come i primi tempi del Covid. Io ho vissuto proprio i primi tempi del Covid, ricordo i 2 cinesi che sono stati ricoverati da me allo Spallanzani e dopodiché c'è stata l'esplosione. Ecco, questo bisogna evitarlo. Questo va evitato. Ecco, professore, lei parlava, torniamo all'influenza, perché l'influenza riguarda tutti noi. Ci sono una marea di domande qui da me, dice l'influenza, sono 2 mesi che ho l'influenza, prima l'ho curata con gli antibiotici, delle iniezioni e poi però è ritornata prepotentemente. Che cosa devo fare? 2 mesi ancora con la tosse. Ma quanto dura, professore, questa influenza? Una delle domande, probabilmente non è influenza, perché l'influenza in genere dura una settimana. Probabilmente se ha avuto veramente l'influenza, ha avuto una complicanza che è una polmonite batterica e magari una persona fragile con altre patologie polmonari. Io direi che in questo caso debba essere ben controllata dal medico di medicina generale e fare dei controlli molto accurati, delle radiografie e dei controlli del sangue. E eventualmente essere vista anche da uno specialista dei polmoni, uno pneumologo, ma l'influenza in genere che dura 2 mesi vuol dire che non è influenza, oppure è un'influenza che ha avuto delle gravi complicanze. Ecco, forse parlava di ricadute. Ho avuto una ricaduta proprio una settimana fa dopo aver fatto una cura molto forte di antibiotici. Ho una tosse fortissima. Questi sono alcuni, messaggi che leggo perché sono messaggi comuni, no? Sì, ma anche perché queste sindromi simili influenzali che oggi vediamo, il picco dell'influenza, non è solo dell'influenza, perché noi vediamo 17,3 casi per 1000 assistiti. Non è solo influenza, 1/3 influenza, il resto sono virus respiratorio sinciziale, virus
anche il virus del Covid, metapneumovirus, quindi ci può essere un'infezione che recidiva, ma non è dal virus influenzale, da altri virus respiratori. Non è virus che per caso, dice parainfluenzali. qui un altro ascoltatore, i virus si stanno mischiando, professore? C'è un'interazione, cerco di tradurre, tra i vari virus, No, in che questo non momento ci vedo no. chiaro, non mi sento bene già da un po'. No, in questo momento non c'è un mischiarsi del materiale dei virus, i virus sono sempre quelli. Ci possono essere infezioni da più virus diversi, quindi non è una questione. Mischiarsi vuol dire scambiarsi materiale genetico, modificarsi, mutarsi. Non c'è mutazione di questo virus. Il virus che circola è quello che sta nel vaccino ed è sicuro che non c'è una mutazione. Però ci possono essere tanti altri virus che causano forme respiratorie. Ecco, allora, due cose, cerco di riassumere. Lei diceva il picco sta arrivando, è arrivato, punto di domanda, richiariamolo bene, dobbiamo aspettarlo. E poi attenzione, lei questo l'aveva già detto la volta scorsa, agli antibiotici, saper usare gli antibiotici. E forse, mi permetto io, anche gli antibiotici giusti, consoni alla situazione di ciascuno? Come facciamo a vedere, ecco questo per esempio, come facciamo a vedere quando un antibiotico è consono alla persona che ha una determinata patologia? Allora, cominciamo subito con la fase in cui ci troviamo. Questa fase è presumibilmente il picco dell'influenza. Adesso vedremo nei prossimi giorni un decremento dei casi di influenza e di sindromi simili influenzali. Questo è un po' il quadro epidemiologico, anche in riferimento a quello degli scorsi anni. Lo scorso anno il picco è stato un pochino prima. Noi dobbiamo considerare che quest'anno ci sono state meno vaccinazioni, quindi molte più persone suscettibili, la temperatura è stata più mite, perché col freddo la gente sta più in casa e quindi si trasmette con molta più facilità l'influenza. Ecco, detto questo, gli antibiotici. L'utilizzo di antibiotici, come ho detto anche in precedenza, non è consono per quanto riguarda le infezioni virali, va fatto solo se ci sono delle complicanze batteriche. Gli antibiotici vanno scelti nella maniera adeguata, la scelta è del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta. Ricordiamoci che la maggior parte dei casi di influenza sono nei bambini. Infatti leggo qui, mentre lei parla, un'agenzia motore dell'influenza sono i bambini. Assolutamente, ci sono molti casi. sì. Bambini, c'è un'epidemia un po' sui bambini quest'anno. Sì, c'è un'epidemia perché non sono stati vaccinati i bambini. I bambini sono stati dimenticati, non c'è stata vaccinazione. Oggi abbiamo 43-44 casi per 1000 bambini. È tantissimo, perché poi il bambino soffre di più, ha la febbre. Il bambino quando ha la febbre si disidrata rapidamente e il bambino va fatto bere moltissimo. Non è facile, non è come la persona adulta che uno gli dà un bicchiere d'acqua e bevi. Il bambino c'ha bisogno, e quando si disidrata moltissimo va in ospedale, non c'è dubbio. Allora, dicevo, gli antibiotici, la scelta dell'antibiotico la sa fare il medico, la deve fare il medico, e il medico sa scegliere l'antibiotico a seconda delle condizioni della patologia, delle condizioni epidemiologiche del paziente e di quello che lui ha avuto e delle sue malattie concomitanti. E allora, professore, andiamo a chiudere. L'influenza quest'anno sta facendo molto rumore, anche questo è rumore, soprattutto il rumore della salute e anche della sanità, ma questo poi è un discorso un po' più largo. E allora 3 consigli in chiusura che lei può dare in questa fase che ha una tensione molto alta. Sì, io consiglio vivamente di evitare luoghi molto affollati, perché il virus si trasmette con le secrezioni respiratorie, quindi occorre che le stanze siano areate, che si stia un po', che l'aria cambi, quindi evitare luoghi molto affollati. Poi dico, se uno ha una sindrome respiratoria acuta, tosse, febbre, se ne stia a casa, non vada in giro. Primo perché infetta gli altri, secondo perché può peggiorare la sua situazione, deve stare a casa, deve bere molto perché la febbre disidrata, mangiare frutta, verdura e poi stare a letto a riposo. Se ha febbre molto elevata può usare degli antipiretici come il paracetamolo, senza esagerare, perché sono comunque dei farmaci che possono avere effetti collaterali. Bene, grazie dei suoi preziosi consigli. Per ora la saluto, la ringrazio e ci aggiorniamo strada facendo. Grazie a voi. Professore.
E allora andiamo a chiudere la nostra trasmissione, una trasmissione che è cominciata a stelle a strisce, siamo stati in compagnia della musica del grandissimo Bruce Springsteen e noi ci vediamo, ci sentiamo, ci ascoltiamo, contattateci sempre, oggi un po' meno di telefonate, d'altra parte la puntata era fittissima, martedì prossimo con Pop Economia Rumore. Ciao, un abbraccio e a martedì! Avete ascoltato Pop Economia. Saldi, saldi. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti?